Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia con quest'oggi, con l'Epifania, tutte le feste si è portata via, dai, ci saranno ancora festività. Con quest'oggi comunque riprendiamo le nostre trasmissioni in diretta dopo il periodo di sospensione durante le festività natalizie, eccetera. Avevate sempre ogni giorno le nostre produzioni presenti, c'erano le varie repliche, a parte lo sport che era comunque in diretta, e le riprendiamo parlando di cose molto importanti. Cerchiamo di accrescere la vostra conoscenza di quel che avviene e avverrà nel nostro territorio, che coinvolgerà in modo importantissimo anche la regione del Veneto, ma non solo. Parliamo dell'Expo, cerchiamo di spiegare che cos'è l'Expo e l'Expo per il Veneto, una grandissima opportunità legata non soltanto all'evento che poi si chiuderà, si deve aprire a maggio, si chiuderà a ottobre, ma dovrà riguardare un periodo molto più lungo, coinvolgere le aziende del territorio, gli imprenditori, dare una spinta molto importante. Perché ciò avvenga è importante la partecipazione, l'attività anche, e lo è stata, dei privati, strategica, capirete adesso perché, ma anche il fatto che le persone, il numero maggiore di persone possibili, sia a conoscenza di che cosa sta avvenendo, ci dia un'occhiata a un portale che di fatto esiste, ci metta il naso dentro, acquisca la propria curiosità, perché c'è da imparare, c'è da apprendere, c'è da mettersi ciascuno del proprio, e ci sono opportunità anche occupazionali che possono scaturire in modo inatteso, inaspettato. E allora, per parlare di tutto questo abbiamo Paolo Bettio, grazie di essere qui con noi, del Comitato Expo Veneto, che ci racconterà questa grande avventura che è incominciata un po' di tempo fa. Allora, prima spieghiamo che cos'è questo Comitato Expo Veneto, chi c'è dentro, perché io credo che ben pochi dei nostri telespettatori ne siano a conoscenza. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Il Comitato Expo Veneto è composto di fatto da un insieme di persone che sotto la diciamo, regia di Luigi Brugnaro hanno messo in piedi un sistema, questa piattaforma, coinvolgendo tutte le associazioni del nostro territorio. Questa direi che è già di per sé un fatto abbastanza più unico che raro. Luigi Brugnaro, che è presidente di Umana e Reyer. Sì, soprattutto lui è stato demandato dall'Expo 2015, dalla Bracco, in quanto Confindustria, per diciamo, cercare di portare avanti l'Expo in versione diciamo, di quest'anno per il Veneto e anche per Milano. E quindi ha messo a punto questa piattaforma cercando di coinvolgere tutte le varie associazioni, come si diceva, e partendo proprio da Confindustria, ma coinvolgendo anche gli artigiani, coinvolgendo addirittura gli sindacati, per far sì che ci sia un insieme unico che proponga un sistema veneto e che si approcci all'Expo in maniera diciamo, coordinata e in maniera da poter trarre il massimo diciamo, dei vantaggi per quanto riguarda l'esposizione. E quindi si è pensato di fare una cosa abbastanza innovativa però rispetto a quella che erano le condizioni diciamo, di partenza, nel senso che mentre a Milano c'è l'Expo fisica, che l'Expo ricordiamo non è una fiera, è un'esposizione dove oltre 140 paesi di tutto il mondo portano il loro meglio, diciamo, le loro tecnologie focalizzate su quello che è il tema base dell'Expo, che è nutrire il pianeta, energia per la vita, e li si presentano con dei padiglioni. Ecco la differenza, intanto abbiamo visto anche il sito www.expoveneto.it, per chi fosse interessato a darci un'occhiata ne vale la pena, www.expoveneto.it. Che differenza c'è per non addetti ai lavori tra un'esposizione come quella dell'Expo e una fiera? Perché tanti confondono i piani, è anche normale che sia così. Tendenzialmente diciamo una fiera si svolge in un periodo molto più limitato, una settimana, 10 giorni al massimo, coinvolge direttamente le aziende si propongono ad un target specifico, quale può essere ovviamente il core business dell'azienda, e lì accettano diciamo, dei visitatori, cioè, o meglio si pensa di avere dei visitatori che possono portare a frutto diciamo, un business legato all'azienda. Un'esposizione invece è quello che i paesi, quindi il sistema paese propone al mondo, propone le sue tecnologie, i suoi sistemi in base diciamo, ai temi che sono stati proposti nelle varie Expo. L'Expo di quest'anno, come si diceva, del 2015, è proprio orientata sul nutrire il pianeta, energia per la vita. Quindi un'esposizione dove questi 140 paesi hanno realizzato, stanno realizzando, speriamo che finiscano in tempo, questi 140 padiglioni dove vengono esposte le tecnologie, i sistemi, i servizi che però non sono diciamo, dedicati e focalizzati sull'impresa, ma sono una dimostrazione di quel paese come approccia un certo tipo di tema. Quindi c'è una differenza abbastanza diciamo, sostanziale.
Quello che abbiamo voluto fare noi, di fatto, come comitato, è di proporre invece un modo esperienziale alle persone di vedere dal vivo, diciamo, quelle che possono essere queste attività. E quindi partendo, diciamo, da quella che una volta era, cioè, quella che è attualmente, che è l'Exposition, a Experience. Quindi cosa fare? Incentivare, cercare di coinvolgere le imprese, tutte le imprese del Veneto, e qui parliamo di imprese a prescindere, diciamo, dalla loro dimensione, nel cercare di fare un evento che sia nel periodo tra il 1° maggio e il 31 ottobre, che è il lasso di tempo dove si svolge, diciamo, l'Expo, e proporsi con un evento orientato al visitatore, in maniera tale da intercettare il visitatore che vuole venire all'Expo di Milano, però portarlo sul territorio e fargli vedere dal vivo quella che può essere l'attività di un'azienda. Quindi se l'esempio che facciamo spesso è quello del radicchio, diciamo. Quindi anziché farti vedere una cassetta del radicchio messa su una teca esposta all'Expo di Milano, vieni qua che ti faccio vedere come si ara un campo, come si raccoglie il radicchio, come lo si sbianca, come lo si gestisce. E in questo caso cercando di incentivare a partecipare a tutta la filiera. Quindi quando parliamo di nutrire il pianeta energia per la vita non parliamo semplicemente di quello che ha a che fare con l'agricoltura e quindi del Infatti, perché si radicchio. intende un po' fraintendere. Si è parlato tanto di Esatto. agroalimentare e quindi si pensa sia proprio questo, l'alimentare, l'Italia Infatti, alimentare, invece no. ovviamente il fatto che si parli dell'alimentare per l'Italia è direi che è Opportunità. un'opportunità assolutamente strategica. Noi però abbiamo cercato di estendere questo concetto e quando parliamo di nutrire pianeta, energia e vita intendiamo tutta la filiera del nutrire il pianeta. Quindi quando parliamo banalmente del radicchio non intendiamo semplicemente il vegetale in quanto come verdura, ma intendiamo anche tutto il processo che fa sì che questo radicchio poi vada a finire sulle tavole delle persone. Quindi tutti i processi di refrigerazione, la logistica, da chi fa le cassette per inserirci dentro la verdura a chi invece magari deve fare delle analisi sul prodotto. Quindi un progetto abbastanza esteso. E soprattutto perché i temi, i macro temi che sono nutrire pianeta, energia e vita, noi li abbiamo cercato di spacchettizzarli in maniera tale da poter rendere partecipi a questo tipo di piattaforma, che poi magari spieghiamo più nel dettaglio come funziona, tutte quante le aziende, in maniera tale che non siano semplicemente quelli che si occupano dell'agroalimentare, perché quando si parla di nutrire o energia o vita, la vita non è semplicemente il nutrirsi, ma la vita è anche la bellezza, è lo stare bene, è lo stare, diciamo, vestito in una certa maniera, quindi significa che va a coinvolgere anche tutte quelle attività che non sono dedicate esclusivamente all'alimentazione e quindi al vivere, ma a tutte quelle cose che fanno sì che la vita sia effettivamente una cosa meravigliosa, ecco. E qui nel Veneto penso che, insomma, abbiamo parecchio da dire, insomma. Come entra in accordo e come si coordina questo Expo Veneto con tutte le altre regioni d'Italia e con il discorso dell'Expo che si realizza fisicamente a Milano? Beh, allora, in relazione con le altre regioni, francamente non è che entri più di tanto. Quindi ogni regione ha la sua, se vuole, si attiva Sì, ogni in qualche regione è modo. autonoma in tal senso, in questo caso il Comitato Veneto si occupa ovviamente del Veneto e direi che forse è anche una situazione abbastanza unica a quanto ci è parso di capire, proprio perché di fatto per la prima volta, come si diceva prima, che questo è un dato veramente importante, queste tutte 17 associazioni di fatto sono messe assieme, è proprio per proporre il sistema Veneto. E quindi è una cosa che riguarda principalmente o esclusivamente in questo caso il Veneto. Tanto è vero che gli eventi che noi cerchiamo di incentivare e a proporre sono solo ed esclusivamente quelli del Veneto, perché come vedremo poi c'è tutto un progetto per intercettare, diciamo, il visitatore che magari è destinato o è intenzionato a visitare l'Expo di Milano, però ovviamente vogliamo intercettarlo che si fermi qui nel Veneto per vedere anche tutte le altre componenti che possono essere utili e interessanti. Ecco, le aziende che tipo di impegno devono mettere, come vengono coinvolte, che opportunità si creano e poi anche chi ci sta dietro, quindi so che avete coinvolto anche l'associazione di categoria. Sì, allora, innanzitutto forse è bene spiegare un po' come funziona, diciamo, Ecco, entriamo la nel merito. piattaforma, perché così poi si capiscono tutte le altre dinamiche. Intanto abbiamo visto dei bei loghi che rappresentavano, i loghi istituzionali nel Certo. portale, quindi. Sì, la cosa più importante peraltro è che la Regione Veneto l'ha assunto, diciamo, come il portale ufficiale per l'Expo di Milano.
quindi si chiama Expo Veneto, ma ha anche l'ufficialità della Regione Veneto. Quindi il patrocinio c'è tutto. Il patrocinio c'è tutto al 100%, di fatto è uno Ed degli è una asset, garanzia, diciamo. sì, è uno degli asset su cui punta la Regione Veneto per quanto riguarda l'Expo di Milano. Quindi, innanzitutto cosa diciamo? Diciamo che è una piattaforma web, quindi di fatto è un sito strutturato in maniera noi diciamo abbastanza semplice per il navigatore, per poterci navigare, anche se a monte ovviamente c'è un lavoro abbastanza importante, che consente al visitatore di individuare in un lasso di tempo che è, come dicevamo prima, 1 maggio, 31 ottobre, tutti gli eventi che ci sono nella regione, nella regione Veneto. Dove per eventi non intendiamo esclusivamente gli eventi classici, turistici, quali possono essere, che so, la partita degli scacchi piuttosto che il Redentore di Venezia. Quelli sicuramente, in effetti, i vari enti o le varie associazioni che si occupano di questi eventi dovranno caricare questi eventi per renderli, diciamo, pubblici. Ma soprattutto a tutte le aziende che possono immaginare di fare un evento, dove per un evento può essere quello di dire ok, un giorno alla settimana, per tutto l'arco di tempo, dal 1 maggio al 31 ottobre, ti faccio entrare nella mia azienda, ti faccio vedere come effettivamente faccio questo tipo di attività, quali sono i macchinari che uso, per darti, diciamo, anche delle garanzie sul motivo per cui il prodotto veneto ha un certo valore. Quindi ti faccio una dimostrazione, oppure ti faccio un evento semplicemente coordinato con altri tipi di attività o assieme, diciamo, ad altre aziende. Quindi l'azienda si inserisce in questo portale, inserisce questo tipo di informazioni e automaticamente è a disposizione per ricevere l'eventuale visitatore. Il visitatore quindi che è intenzionato a venire a Milano in un determinato periodo troverà su quel periodo gli eventi che ci sono tutti ripartiti per percorsi, sottopercorsi, per rendere, diciamo, un po' più filtrato la ricerca. Se a me interessa sapere voglio avere a che fare solo con il vino e non mi interessano le altre cose, posso vedere tutti gli eventi che sono legati al mondo del vino e magari posso ulteriormente filtrare tutti gli eventi legati al mondo del vino che hanno a che fare con l'imbottigliamento. E quindi ci sono le aziende che imbottigliano e magari fanno delle dimostrazioni in loco oppure spiegano come funziona una catena distributiva, insomma. Quindi questo è estremamente utile. Questo può avviare quindi dei discorsi di business, di internazionalizzazione, di apertura per le aziende. Che diciamo, magari... L'obiettivo primario è proprio questo, in effetti, cercare di far sì che le aziende venete che vogliono adottare un processo di internazionalizzazione, di fatto, si possano mettere in contatto con dei potenziali visitatori che non è detto che siano semplicemente, o meglio, ognuno di noi quando è turista in giro per il mondo non è che si limita semplicemente ad andare a vedere un monumento o ad altro, ma se è un imprenditore tendenzialmente cercherà anche di individuare quali possono essere delle opportunità di business. E quindi niente di meglio che trovare un'occasione come quella di venire all'Expo di Milano, quindi magari aver fatto anche migliaia di chilometri e di intercettare, che so, un potenziale suo fornitore o un potenziale cliente per proporre o per proporsi per questo tipo di attività. Ecco che quindi l'azienda di fatto ha un interesse molto marcato, insomma, in tal senso, perché inizia ad avere un primo contatto, se non ce l'ha già ovviamente, con persone che magari tipicamente sarebbero semplicemente andate, che so, a visitare un monumento, mentre qui ci si propone anche con delle altre alternative. E, per quanto riguarda le piccole aziendine del territorio veneto, che sono un po' il pullulare della realtà imprenditoriale, che opportunità possono avere? Perché così, visto dal di fuori, può sembrare una grande occasione per chi è strutturato, per chi ha un certo tipo di produzione, eccetera, dare un'ospitalità a un imprenditore estero che magari visita, ma anche perché ha una certa idea di business, quindi non solo curiosità, vuol dire avere certi presupposti, altrimenti a volte può essere un po' difficoltoso. Ma direi che l'obiettivo che ci siamo posti è stato proprio quello di far sì che anche le aziende piccole possano partecipare, anzi. Quindi possono accedere anche i più piccolini, Allora, gli premesso artigiani. che tutto il sistema è assolutamente gratuito, qui non paga niente nessuno. Questo va chiarito. Che va chiarito. Che magari forse, c'è chi può permetterselo. magari lo ripeteremo anche più avanti. Ecco. Proprio perché di fatto non è stato fatto un portale per portare del business a chi fa il portale come si fa tipicamente, no? Quindi poi si possono avere dei ricavi dalla pubblicità, tutt'altro. È stato fatto assolutamente per essere per le aziende ed è per questo che è assolutamente gratuito. Quindi per l'azienda anche piccola di fatto è un'opportunità molto importante perché di fatto gli consente di potersi mettere in un circuito molto importante, che ovviamente viene
promozionato, perché l'altra attività che andremo a fare, proprio, che stiamo già facendo, è quella di promuoverlo negli altri paesi, questo portale, e quindi con veramente un investimento assolutamente zero, pari a zero, se non quello di inventarsi un suo evento, c'è la possibilità di inserirsi ed entrare appunto in un circuito molto strategico. E quindi anche la piccola azienda può organizzarsi, perché non è che siano richieste delle particolari strutture per poter attivare un evento di un certo tipo. Logicamente poi se vuole organizzarsi, che sia un evento su una location speciale, logicamente dovrà appoggiarsi a chi propone questo tipo di eventi. Ecco, Però, vediamo un po' sì, esatto, proprio per spiegare meglio i paletti della situazione, perché appunto giustamente lei ha detto, il titolo lo riprendiamo, Nutrire il pianeta, energia per la vita, ti dà un'apertura mostruosa, veramente, si parlava un po' prima fuori onda, può essere anche, perché no, energia per la vita, per la vita, la qualità della vita, la qualità del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, e da là apriti sì, ma sesamo. in effetti Quali sono i parametri entro cui queste aziende possono entrare? Quindi chi è un imprenditore che ci ascolta, che magari è il falegname, può entrare oppure no? Chi la butta? Falegname assolutamente, ovviamente il benvenuto, come sono benvenuti tutte quante le aziende. Cioè produzione, la Ma classica qualsiasi tipo di produzione di mobili, fatto. facciamo l'esempio perché ce ne sono tantissime, tanti anche ci scrivono perché hanno delle difficoltà a volte ed è un po' il fiore all'occhiello della produttività del Veneto, anche della Lombardia per carità, però qui stiamo parlando di Veneto. Ecco, Come può entrare? tornando O può al entrare? concetto iniziale, cioè i macro temi sono nutrire, energia, pianeta e vita, questi sono i macro temi. Noi per ognuno di questi temi abbiamo cercato di individuare quali possono essere dei percorsi che possono essere legati a questi macro temi. Cioè, nel caso specifico del falegname, il falegname potrebbe approcciarsi, perché logicamente poi andando a vedere il portale, vedendo come è strutturato, ci si rende anche più conto di cosa hanno fatto anche gli altri magari, ma semplicemente nel mondo diciamo, dell'energia o vita può assolutamente inserirsi perché magari costruisce dei mobili di un certo tipo che sono fatti magari con delle regole anche sul lavoro, ma comunque utilizza dei prodotti che magari sono... Quindi delle eccellenze, avere qualcosa di Sì, particolare sì, crearsi, possa... cioè, voglio dire, ogni azienda penso che dentro di sé ritenga di avere una sua eccellenza, perché di fatto è uno dei motori diciamo, delle aziende, del promuoversi, è quella proprio di dire io sono il migliore, io sono il più bravo, io sono leader. Se andiamo a vedere tutte quante le aziende sono leader nei propri settori, poi ovviamente bisogna anche confutarlo con i fatti, ma di fatto appunto si tratta semplicemente di individuare qual è il tipo diciamo, di produzione che si va a fare e cercare all'interno del sistema che noi abbiamo proposto qual è l'associazione che può dare il falegname nel caso specifico e quindi associarsi, che so, al settore dell'arredamento, perché c'è nei nostri percorsi il settore dell'arredamento e in quella fase là cosa significa? Significa che se c'è un visitatore che è interessato all'Expo di Milano, che viene intercettato e vuole venire a vedere anche l'Expo nel Veneto, individua il settore arredamento e all'interno del settore arredamento troverà tutti gli eventi delle aziende, quindi anche del nostro falegname, che si propone per far vedere un evento relativo al mondo dell'arredamento. Quindi nel caso del falegname cosa dovrà immaginare? Dovrà immaginare, come si diceva prima, o una volta alla settimana, una volta al mese, una volta solo nell'arco del periodo, di poter effettuare un evento specifico che può essere, che so, ti faccio provare come che so, si deve piallare una tavola di legno per portarla a fare che so, un certo tipo di... Quindi ci deve essere anche questa l'esperienzialità. Ma noi la Diciamo, consigliamo molto questa parte di esperienzialità, perché è quella che è anche quella che resta più effettivamente impressa tra le altre cose. sì, che fa muovere diciamo, la persona e dire beh voglio provare anch'io. Nel caso ad esempio del vetro, far provare che so, a soffiare un vaso in vetro, penso che sia un'esperienza molto interessante. Questo vediamo che effettivamente ha un ritorno molto immediato, insomma, su questo. Poi parliamo anche del tipo di lavoro che ci sta dietro le quinte, quindi capire come vengono selezionati, chi entra a far parte del portale, che tipo di valutazione c'è, anche della serietà dell'evento che viene proposto, perché ovviamente poi deve essere anche tutto, penso, vagliato, ci sarà Certo, una cosa. Anche questo è altrettanto interessante. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, vi ricordo comunque siamo in diretta con il nostro ospite e cerchiamo di illuminarvi su queste che sono le ulteriori opportunità che vengono dal mondo dell'Expo, che partirà tra molto a maggio, il tempo vola letteralmente. Pubblicità, poi torniamo insieme.